personale. Do il benvenuti a tutti a questa serata. Sono contenta di partecipare perché personalmente non conosco Sara, quindi avrò modo anche di conoscerla, di conoscere i suoi libri e naturalmente vi faccio i miei migliori auguri che tutto vi vada bene, che prosegua bene questo tuo così, non so se è un lavoro come sia con tanti auguri per caso. E però una cosa ci tengo a dire, di ringraziare sempre anche a nome dell'amministrazione comunale Giulia, perché Giulia ha portato veramente tanto, ha fatto tanto e sta facendo tanto e quindi è giusto insomma dare il suo elogio. Grazie. Buona serata. Diamo il benvenuto a Sara. Io mi sono presa qualche appunto perché stasera conoscerete Sara. Io l'ho conosciuta dopo aver letto il libro ed è una ragazza piena di risorse, quindi sono personalmente molto molto contenta che sia venuta a trovarci qui a Calanzo. È autrice del romanzo filosofico Mondo Errante, pubblicato dall'editore Argento Dorato di Ferrara. Sara scrive fin da piccola su un quadernone dove appunta pensieri e brevi scritti, accompagnati da disegni che ne illustrano il contenuto come espressione di un lavoro introspettivo che porterà avanti negli anni. Studia filosofia a Padova, che le servirà poi per la professione che decide di intraprendere. Sara è operatrice del mercato del lavoro e lifestyle coach certificato metodo ongaro e selezionatrice del personale per aziende, giusto? Sì. E anche in professione libera. Sì, sì, sì. E è formatrice e autrice. A tal proposito, quindi nell'ambito della sua professione, scrive anche un manuale per aiutare le persone a cercare un impiego lavorativo partendo da se stesse. Questo è uno spoiler, è in pubblicazione del suo terzo libro, In cui vi mostro, in cui troviamo una prospettiva rovesciata rispetto alla prospettiva della vita quotidiana, in cui pensiamo che il mostro sia l'altro, la persona che non conosciamo. Il romanzo, anzi, è un libro di racconti e poesie, parte da una domanda: cosa teme il mostro? Con questo libro ha saputo da poco che è stata ammessa alla selezione finale di Casa Sanremo Writers 2024, che è un'importante manifestazione nazionale concomitante al Festival di Sanremo, quindi probabilmente ne sentiremo parlare ancora. Tutti vengono attratti dalla copertina, dal titolo, da romanzo filosofico e anche i lettori non abituali sono rimasti piacevolmente colpiti dalla tema di Sara. Sara mi ha spedito il libro, l'ho letto e l'ho subito contattato perché Sara scrive senza sbavature. Non voglio anticipare troppo perché ci tengo che Sara si presenti da sola e voi potete fare domande in qualsiasi momento, ma riesce a trattare temi importantissimi quali la ricerca di sé e la paura, dalla quale non siamo esenti nessuno di noi, in maniera davvero lineare, comprensibile a tutti. Quindi Sara, complimenti. Vorrei che ascoltassimo le parole dell'introduzione del romanzo. Fra un po' sentiremo invece anche un brano inedito, così chi avrà piacere di leggere il libro che trovate in biblioteca, una copia disponibile per tutti, altrimenti poi potrete anche acquistare una copia direttamente da Sara. È un racconto di una ragazza, Laila, che intraprende questo viaggio con il proprio gatto, un viaggio alla ricerca di un posto dove stare bene. Metaforicamente o anche
realmente è un percorso che facciamo tutti noi ogni giorno. Quindi possiamo vivere questa esperienza nel nostro piccolo. Quindi lasciamo a Giorgia la parola che ci introdurrà al tema del romanzo e poi Sara comincerà la chiacchierata con noi. All'inizio lo specchio non c'era. Nel mondo esistevano soltanto le persone e la realtà in cui vivevano. La loro esistenza procedette tranquilla finché un uomo, un giorno, iniziò a domandarsi chi fosse e come fosse fatto il suo volto. Per vederlo si ingegnò per costruire uno specchio. Consigliò anche a tutti quelli che conosceva di seguire il suo esempio e così ognuno ebbe uno specchio. Purtroppo la maggior parte di loro rimase tremendamente delusa dalla visione della propria immagine riflessa, a volte perfino spaventata. Così, non volendo sostenere la vista, iniziò a prendere gli specchi e a scagliarli a terra con forza e determinazione, procurando inevitabilmente la rottura. L'incapacità di quegli uomini di accettare ciò che fino a quel momento era loro ignoto, di fatto segnò l'infausto destino della grande maggioranza degli specchi. A quel punto nel mondo non c'erano più soltanto le persone e il loro ambiente, ma anche gli specchi rotti, che riflettevano molteplici realtà distorte a causa delle loro superfici scheggiate. C'erano specchi più o meno rotti e quindi realtà più o meno distorte. A quegli esseri umani questo fatto non dispiaceva, perché in effetti nessuno era davvero interessato a vedere la vera essenza delle cose, che spesso risultava molto deludente, e potevano addirittura attribuire a quei vetri infranti la causa della loro incapacità di discernimento tra il vero e il verosimile. L'immagine deformata divenne l'alibi più comune di chi non voleva accettare la realtà. Ingenui e sognatori poi, perdendosi nella loro sensibilità, iniziarono a credere che la realtà riflessa e distorta fosse proprio quella autentica, contribuendo ad alimentarne l'illusione. A questo punto della storia umana, per evitare che ci fossero persone sprovviste di specchi all'interno di una società dove tutti ormai li possedevano, si decise di fornirne uno ad ogni nuovo nato. In questo modo, senza che ve ne fosse stata direttamente l'intenzione, l'inganno venne trasmesso, insegnato e portato avanti da tutti all'interno di una società che divenne succube delle sue stesse illusioni. Fortunatamente, però, alcuni bambini più sensibili e intelligenti di altri riservarono con cura maggiore verso il loro strumento e non lo scalfirono, conservando l'antica capacità di ammirare la realtà con le sue giuste fattezze. Tuttavia non fu facile essere come loro, dal momento che gli altri mal interpretarono la loro attitudine, scambiandola per superbia o peggio ancora per vera e propria pazzia. In mezzo a questa strana umanità comparve anche una terza categoria che si pose a metà strada tra chi godeva nell'alterare la realtà e chi invece voleva vederci chiaro. Erano i disillusi, persone intimamente buone, forse un po' deboli, ecco, che in momenti di fragilità della loro vita avevano apportato qualche piccola fenditura al loro specchio, pentendosene successivamente. Il mondo risultò quindi popolato da 3 tipi di persone: quelle che avevano mantenuto integre il loro specchio, quelle che avendo rotto il vetro si pascivano di un'immagine distorta, convinti che fosse quella vera, e quelle che vivevano cercando di riparare le crepe causate da loro stesse o dal tempo. Grazie. Intanto grazie mille Giorgia per la lettura, che è stata veramente molto espressiva e molto bella. Grazie. Questa è l'introduzione al libro,
che dà uno spaccato di quello che dovrebbe essere poi l'ambientazione del romanzo. Partirei comunque dalla presentazione perché però non so quanti sappiano cos'è un coach. Quindi io nella vita sono operatrice del mercato del lavoro, quindi aiuto le persone a trovare più facilmente il lavoro, agevolo l'incontro tra domanda e offerta lavorativa. Quando posso do qualcosa in più a quelle persone cercando di farle capire qual è la loro strada. Quindi non mi limito magari a spiegare come fare un curriculum, ma cerco di vedere insieme a loro quale può essere veramente lo scopo della loro vita e in che modo possono declinarlo nella professione. Ma sono anche il lifestyle coach, metodo Ongaro, quindi io aiuto le persone a intervenire nella loro quotidianità, sulle loro abitudini, per metterle nelle condizioni di arrivare ai loro obiettivi, qualunque essi siano. Evidentemente non entro nel patologico, però le aiuto motivandole, trovando con loro le strategie più corrette per arrivare ai loro obiettivi. Può essere il superamento di una paura, può essere superare un esame universitario, comunque un obiettivo che per la persona è importante e che non riesce a realizzare per tutta una serie di motivi che possiamo vedere insieme. Le aree delle quali io mi interesso grazie a questo metodo, il metodo Ongaro, sono 4: l'allenamento fisico, la nutrizione potenziativa, la nutraceutica e il lavoro interiore. Ma sono anche formatrice, quindi sono di fatto docente all'interno di percorsi di orientamento al lavoro presso le scuole e poi sono autrice. Spero che questa poi diventi anche questa una professione e non soltanto una passione. Quando io ho scritto Nuda Errante, comunque tutti questi titoli non c'erano. Quindi potete tranquillamente prenderli e metterli da parte, perché io scrissi Nuda Errante tra i 20 e i 22 anni, mettendo insieme testi che avevo anche scritto prima. In realtà il più vecchio di Nuda Errante risale alle medie, e all'epoca io mi facevo pesantemente di filosofia. Lo direi in questi termini. Io andavo appunto all'università, studiavo filosofia dopo aver fatto il liceo. Era la mia passione perché era una delle strade che avevo trovato per conoscere l'essere umano, che è il mio pallino, capire come funzioniamo, come ragioniamo, come sentiamo. Cerco di vederlo da tutte le angolature possibili, che sia la filosofia, la psicologia. Ultimamente ho il pallino delle neuroscienze perché mi piace capire come siamo anche fatti, come funzioniamo, perché il corpo ci influenza prepotentemente. E quindi all'epoca io scrissi appunto, completai di scrivere questo romanzo. È un romanzo filosofico. E che cosa vuol dire? Che non è un mattone di filosofia o non è un mattone di psicologia, quindi tranquilli, non spaventatevi, ma è un romanzo, quindi funziona come un romanzo, come un intreccio, con dei personaggi che fanno cose e vedono persone, però è filosofico, tratta di tematiche filosofiche, ma lo fa come lo farebbe la filosofia, con il dialogo. E dopo, proprio per questo motivo, avremo anche modo di sentire da Giorgia un altro testo che si intitola Il ragnetto. La Bella e il piccolo gatto Morgan erano intenti a passeggiare lungo il ciottolato del parco di una città. Non lontano da loro si intravedeva una vecchia fontana in muratura, corrosa dalla pioggia e invasa dal muschio che si arrampicava sulle pietre. Un rivolo d'acqua zampillava liberamente dal rubinetto arrugginito, raccogliendosi nella vasca capiente. Con pochi e agili balzi, Morgan si sistemò sulla sua sommità in direzione dell'acqua per placare la sua sete. Ma come si sporse col musetto per cercare la fonte, notò un ragnetto, intrappolato sul fondo. Il poveretto si muoveva freneticamente, cercando di evitare l'acqua che a tratti lo rilanciava, spingendolo verso uno degli angoli della vasca. Nel tentativo di fuggire, allora, estendeva le lunghe zampe superiori per sondare la parete, constatando ogni volta che era impossibile tentare la scalata a causa della superficie perfettamente liscia e levigata del mare.
emersa la piccola tragedia che si stava consumando sotto di loro e disse: Morgan, ora ti mostro la duplice natura della paura. Sotto allo sguardo vigile del felino, la giovane stese una mano, proprio accanto al ragnetto, offrendogli il palmo per salirci. Il ragno, tuttavia, invece di accettare l'aiuto offerto, reagì mutando improvvisamente disposizione e rimase perfettamente immobile. Ma non riesce a salire, constatò Morgan preoccupato. Laila sorrise compiaciuta. Certo che non riesce a salire, ha paura. Ma tu stai cercando di aiutarlo. Ma lui non lo sa, proseguì lei in tranquillità. Vedi, in questo momento il poveretto è vittima di due paure. Quella dell'acqua e quella che lo spinge ad evitare la mia mano. Poiché non sa cosa fare, reagisce fingendosi morto, obbedendo in questo modo all'istinto di sopravvivenza che gli è stato tramandato dalla natura per superare situazioni come questa. Tuttavia, paradossalmente, è proprio tale reazione impedirgli di salvarsi. A quel punto Laila prese una bella foglia lunga e la posò accanto al malcapitato, attese che il ragno, ritrovato il coraggio, vi si arrampicasse per mettersi in salvo. Vedi, Morgan, dobbiamo distinguere tra una paura giusta e una paura sbagliata. La paura dell'acqua era giustificata e lo spingeva a preservare la sua vita, mentre quella per la mia mano, sebbene comprensibile, gli impediva di sfuggire dal pericolo. Dobbiamo imparare a discernere tra i due tipi di paure per gestirli al meglio e soprattutto capire che evitare di affrontare il problema è sempre una scelta sbagliata. Grazie ancora. Questo è un testo che è stato pensato per una piccola collana di testi per i bambini. Ovviamente non è adattato, probabilmente sarebbe da semplificare un po' nella forma, nella scelta del lessico magari, però l'idea sarebbe quella, di sfruttare questi due personaggi che sono Laila e il gatto parlante Morgan. Questo non l'abbiamo spiegato, però sì, era proprio un gatto parlante, ecco, e quindi proporlo poi ai bambini. E per affrontare diverse tematiche l'idea sarebbe diverse tipologie di paure. Prima all'inizio sì? Ho accennato che è un romanzo filosofico ma ha una struttura narrativa che è molto semplice in realtà, ed è questo che appunto vi dicevo ha stupito molto i lettori di cui ho letto le recensioni, perché ci sono due personaggi principali, sì. Questo che avete sentito sono Laila e Morgan, che compaiono per la maggior parte del libro, attorno a cui ruotano altri personaggi che hanno un ruolo importante nel far emergere alcune questioni, e Sara mi diceva stasera che questo è il primo libro di una trilogia, quindi molti personaggi, oltre ai due principali, si ritrovano anche con un'evoluzione nei successivi due libri. Tu correggimi se sbaglio, Sara. Tutto corretto. Questi due personaggi decidono di intraprendere un viaggio per trovare un posto in cui Laila si sente libera di vivere bene, perché dove non vive più bene per un certo motivo. Ha un aspetto un po' particolare che adesso Sara ci dirà, e questo viaggio avviene attraverso delle città facilmente riconoscibili, perché ognuna di queste ha scelto di vivere secondo una determinata maniera, che è immediatamente comprensibile, perché queste paure, ogni città ha una paura ben specifica, sono materiali, sono paure reali che si vedono. Ogni città ha trovato il proprio modo per non affrontarle ma eliminarle, non farle comparire nella vita delle persone, giusto? Ok, quindi è strutturato in questo modo, però ci sono tantissimi elementi e il libro può essere letto anche in molti modi. Sicuramente ognuno ci si può riconoscere.
Il dialogo è fondamentale perché è proprio lo strumento che la filosofia utilizza per la crescita dell'altro. Ricordiamo subito, ci viene in mente subito la maieutica socratica, quindi il dialogo come quello strumento privilegiato che mi consente di condurre la persona attraverso le domande giuste alla sua verità. E affinché questa verità però nasca dentro la persona da sola, senza che io gliela debba mettere dentro. Quindi il romanzo è fondato sul dialogo. Il romanzo è distopico, quindi ci propone due tipologie di realtà, come anche l'introduzione in qualche modo già mostrava. Quindi troviamo la realtà normale, quella che esperiremo tutti quotidianamente, normalmente, alla quale però è intrecciata un'altra realtà, un secondo livello di esistenza, che è appunto popolato dalle paure dell'essere umano, così come aveva anticipato Giulia. In questo livello di esistenza, valori, disvalori, sentimenti, emozioni dell'essere umano prendono vita, diventano delle manifestazioni concrete e sensibili, e alcune persone possono interagire con loro. Laila è una di queste, perché ha un certo tipo di background che potrete eventualmente approfondire. Lei parte dalla sua città natale perché non si trova più bene lì, non riesce a viverci bene, parte in questo mondo che è un po' mostruoso, un po' strano, un po' particolare, e cerca una nuova città dove allignare, dove stabilirsi, assieme al suo gatto parlante Morgan. Troverà in ogni città delle paure specifiche, ci dialogherà insieme, e grazie al dialogo riuscirà a capire che non sono magari quello che si aspettava, o avrà l'occasione di impartire magari qualche lezione in più al gatto Morgan, che vuole conoscere gli esseri umani. Lui è un animale, quindi si porta dietro tutti i preconcetti, i pregiudizi o semplicemente l'ignoranza di un animale nei confronti della sfera umana. Vuole conoscere l'essere umano, capire quali sono le sue volizioni, i suoi sentimenti, cosa lo muove. E quindi Laila cercherà di farglielo capire, rendendolo capace di vedere le paure, che è anche un qualcosa che accadrà a tanti personaggi del libro. Nel momento in cui io sono capace di vedere la mia paura, di riconoscerne il volto, le fattezze, a quel punto finalmente sono anche capace di portarla dalla mia parte. Non vi dico di superarla, perché io considero la paura in maniera estremamente positiva. Deve tornare, se non lo fa, deve tornare a far parte della mia squadra interiore. La paura, come ogni emozione dell'essere umano, è lì per aiutarci, per preservarci. E se volete dopo possiamo anche approfondire questo argomento, quindi il piacere, il dolore, la paura, la rabbia, che sono le 4 emozioni base dell'essere umano, loro sono lì per aiutarci a vivere. La natura ce le ha messe, ce le ha date perché sono tutte funzionali, non soltanto il piacere come magari saremmo portati a pensare di primo acchito. La paura quindi deve tornare a far parte della mia squadra interiore, deve essere mia alleata, non deve stare né troppo dietro né troppo avanti, deve stare accanto a me, pronta, io me la immagino così, è la metafora che uso sempre, deve essere pronta a tirarmi un attimo la mano quando mi avvicino al pericolo. La funzione della paura è questa, mettermi in allarme nel momento in cui mi avvicino al pericolo e consentirmi di reagire, attaccando o mettendomi in fuga. Quindi nel libro evidentemente ci sono delle persone che hanno smesso di guardare in faccia la loro paura, hanno smesso di riconoscerne i connotati. Laila invece le vedrà quelle degli altri ma non la sua. È un percorso formativo e nel corso del romanzo lei capirà qual è la sua paura, che è la paura che l'ha portata a fuggire dalla sua città. Perché dovete proprio immaginarvela, ho fatto di tutto per renderle concrete. Io sono inseguita dalla mia paura, è proprio dietro di me e se non voglio affrontarla, caspita, mi insegue, devo spostarmi.
Ovviamente la percepisco soltanto perché non posso vederla, io faccio parte della prima realtà, non ho gli occhi per vedere la seconda, però la percepisco, è un ostacolo tangibile nella mia vita reale, perché poi quando io non voglio affrontare la mia paura, perché noi la vendiamo sempre in questi termini, devo affrontare la paura, quando io non voglio affrontare la mia paura, evito l'oggetto della paura. Quindi se io ho paura del ragno, evito il ragno. E finché il ragno va tutto bene, perché insomma, mi sposto e lì ciao. A meno che non siamo in Australia, lì sono molto più grandi però. Ma se è la paura del giudizio degli altri, e questa più pesa. La paura del giudizio degli altri mi eviterebbe di stare qui davanti a voi stasera. Siete tanti occhi che mi guardano e mi valutano. Se è la paura del fallimento, se è la paura del diverso, la paura dell'estraneo, la paura dello sconosciuto, ce ne sono di paura che possiamo tirare fuori dal cappello. Quelle lì sono un po' più difficili da evitare. Sono paure che hanno perso i connotati giusti, sono paure che non sono più temporalizzate e spazializzate, ci direbbe qualcuno, perché il ragno è concreto, è fisico, è lì, ha un corpo, no? Credo che sia chiaro cosa intendo con spazializzato, e poi posso decidere di allontanarmene in un tempo stabilito, no? Giro l'angolo e non c'è più, ci ho messo 3 secondi, ma la paura del giudizio degli altri non è spaziale, non è reale e non ha confini temporali, non so se l'ho detto, perché la trovo quindi a casa, al lavoro, in giro per le strade, grazie al cellulare ce l'ho sempre appresso e infatti lì diventa ansia sociale e di fronte a quella paura che ha perso i connotati io sfocio nell'ansia, che è la paura di cui ho perso il controllo. Non è una bella espressione questa, badate bene, perché la paura non va controllata, va cavalcata come tutte le emozioni. Però l'ansia appunto è una paura che non smette e della quale non vedo la fine, non vedo la soluzione e può diventare qualcos'altro. Questo qualcos'altro io comunque non lo voglio trattare perché non è compito mio. Sto parlando comunque di, evidentemente, depressione, attacchi di panico, ok? Ecco. E quindi Laila, tornando a bomba al romanzo, Laila se le trova di fronte con fattezze diverse, non immaginatevi necessariamente persone. E non posso raccontarvele. Sì? Laila è nuda e qua scopriamo come mai c'è scritto nuda errante. Nuda errante non è il titolo quindi di un erotico filosofico come qualcuno mi ha detto, però è proprio Laila che... Lo so, caspita. No, mi dispiace infatti sfatare questo dubbio ogni volta, però... sì, lo so, però purtroppo una errante, poi vabbè, trip mentale, ok. Comunque nuda errante, quindi è Laila che parte da casa che è nuda, ha rinunciato ai vestiti, non li vuole portare perché lei che è molto razionale, è molto ligia alla morale, non vuole che i vestiti la mostrino in altro modo rispetto a quello che lei è. D'altra parte si trova in un contesto, in una realtà dove questo è possibile. Ok, ecco, però è nuda perché per lei è importante, vuole essere una persona moralmente integra, razionale e ha una ferita che non si rimargina sopra il seno sinistro. Ha un gatto parlante e quindi intraprende questo viaggio che la porterà a capire che il modo in cui sta affrontando le paure e la sua paura non è esattamente quello migliore possibile. Lei, vi ho detto, è molto razionale, forse anche troppo. Ha messo un po' da parte la sua parte emotiva, che è quello che alle volte noi facciamo per gestire la paura.
perché se io anestetizzo la mia parte affettiva, se io simbolicamente mi privo del cuore, diciamo, mi sembrerà di gestire meglio le emozioni, perché divento insensibile ad esse. Però in realtà mi porto a vivere un'esperienza povera, perché le emozioni sono ciò che ci danno significato. Le emozioni sono ciò che ci porta ad agire. Se pensiamo all'etimologia, emozioni è il sangue che ci porta ad agire. Certo, vanno gestite, non siamo in un periodo storico, in una società che ci aiutano in questo, però bisogna farlo. Lei ha scelto di razionalizzare molto, e avrete forse modo, se vorrete, di capire perché, di scoprire perché, e capirà che appunto non è il modo più funzionale e migliore per farlo. Lo scoprirà facendo le sue esperienze. E ci sono delle finestre in cui appunto Laila mostra questi cedimenti, anzi non abbiamo detto che però lei, e lo scopriamo questo all'inizio del libro, non solo la ferita sopra il seno sinistro e intraprende il viaggio nuda, ma anche cambiando il proprio nome rispetto al nome della sua infanzia, quello con cui è nata. E ci sono delle crepe però in questo, anzi lei parte anche con un fucile a tracolla ed è uno strumento di difesa contro il mondo. Ci sono però dei cedimenti che sono evidenziati nel testo tramite il carattere corsivo e sono, vero Sara, dei brani in cui lei parla con Emma, che è lei da piccola, e da lì intuiamo qualche episodio della sua infanzia, questo background di cui parla Sara, e parla anche con il proprio cuore, e quindi la parte emotiva che lei ha deciso di eliminare. Vorremmo sentire uno di questi dialoghi di Laila con il proprio cuore, e così vi rendete conto un po' di come sono questi brani. Tutta la notte, ogni lacrima che cade mi fa trasalire. Da dove proviene quel pianto? Ogni volta che lo sento mi viene l'angoscia, ma lo sento solo io. È il mio cuore, come un'altra me stessa, e mi appare abbandonato in una cella e piange. Il suo lamento riesce a raggiungermi, sebbene a separarci ci siano leghe infinite, e questo perché, nonostante tutto, il nostro legame è indissolubile. Col tempo però ho imparato a non ascoltarmi e a lasciarlo in quella cella così fredda e solitaria. Il mio cuore soffre per me, è l'unico che mi capisce, per questo piange e si lascia domare. Sa che soffro e che rappresenta il mio io interiore, per questo si lascia domare. A volte la notte mi capita di sognarlo. La mia mente lo immagina rinchiuso in una cella, giù nello scantinato della mia vecchia casa. Dalla mia camera inizio a sentire il suo lamento e così raddistata scendo lentamente le scale per arrivare allo scantinato, e ogni volta lo vedo lì, nel fondo della cella, attraverso le sbarre di ferro, confinato in un angolo. Sa che mi dispiace, che odio comparirgli davanti per la vergogna di quello che ho fatto, ma tace e piange sommessamente. Credo che non abbia nemmeno il coraggio di farlo con forza. Il mio cuore non mi odia e ogni volta mi chiede: ma fino a quando potrai continuare così? E io non riesco a rispondere. Io non temo il suo giudizio, ma quello degli altri. Essi si permettono di pronunciare sentenze aride e intolleranti verso di noi, lame taglienti di pugnali, lanciate a tradimento, cuore ferito ma sottoposto al supplizio della sopportazione e dell'accettazione. Forse troppo. Oh, caro cuore mio, tu lo sai perché ho preso questa difficile decisione. Non ero più capace di vederti soffocare i miei singhiozzi, non avevo più la forza di ricucire le
nessuno ti ha mai trattato con rispetto. Persino le persone a te più care hanno scelto di farti del male e tu ogni volta sei rimasto lì con la tua eroica ingenuità a farti colpire da tutti. Tu non hai mai voluto ascoltarmi, non hai mai voluto proteggerti. Mi hai sempre ripetuto: io non diventerò peggiore perché il mondo mi delude. Io non voglio aumentare la sofferenza del mondo, al contrario, voglio cercare di migliorarlo. Voglio scommettere su quella persona. Magari questa volta sarà diverso. E come sempre, come nelle profezie dell'odiata Cassandra, i miei avvertimenti trovavano riscontro nei fatti. Non sai quanto mi dispiaceva, quanto soffrivo nel tornare da te con quella misera vittoria nella mano. Avrei voluto prendere sulle mie spalle il tuo dolore, avrei voluto sollevarti dal fango in cui ti avevano gettato per mostrare la tua gloria, l'altezza del tuo sentire. Ma la mente non può fare simili cose. Caro cuore mio, tu mi vuoi bene, mentre io ti capisco e ti rispetto. Per questo, per proteggerti, ti ho abbandonato tu. Aspetta, attendi paziente che il mondo cambi e io tornerò a camminare con te nel profondo del mio petto. Grazie. Quindi, come avete sentito, l'ultima frase è Laila tornerà dal proprio cuore quando il mondo cambierà. Invece nel corso del romanzo Laila prenderà una consapevolezza diversa rispetto al problema. Questo infatti è il proponimento peggiore che noi possiamo fare a noi stessi, aspettare che il mondo cambi, perché il mondo non cambia, o non cambia come vogliamo noi. L'unico essere, l'unica esistenza sulla quale noi veramente possiamo intervenire siamo noi stessi. Magari un 1% alla volta, con un qualcosa di microscopico fatto quotidianamente, però è l'unica cosa che veramente possiamo fare, è l'unica cosa che è in nostro potere ed è l'unico modo veramente per risolvere tutti i problemi che abbiamo con la paura. Perché quando non riusciamo più a gestire bene la paura è perché sentiamo di non avere le risorse interiori per farlo. Infatti spesso chi ha problemi con la paura sono persone con una bassa autostima, per esempio, che non hanno fiducia nelle loro risorse, nelle loro qualità, perché magari il contesto nel quale sono inseriti non gli ha trasmesso questa fiducia. La fiducia da una parte in mano nostra, ma dall'altra parte è anche una sorta di regalo sociale. Se io sono nata in un contesto che non credeva in me, posso avere tutte le doti di questo mondo, però farò fatica a volermi bene, ad avere fiducia nelle mie potenzialità. Che hai fatto anche tu, senza magari entrare nei dettagli, però sono consapevolezze che hai raggiunto anche tu, che poi porti nella scrittura, però anche tu hai fatto questo percorso personale. Sì. Qua mi dai un bellissimo assist. Ecco. Filosofico al quale tengo tantissimo. Grazie. Allora, io ho fatto i conti con la mia autostima, con la mia fiducia in me stessa, perché in realtà impareremo che sono due cose diverse. Io posso essere perfettamente consapevole di essere brava a disegnare, però se in famiglia nessuno mi ha mai detto brava perché sai disegnare, per me quella sarà una competenza, una dote che non ha nessun valore. Quindi da una parte abbiamo la nostra autostima, ciò che noi pensiamo veramente di noi, oggettivamente potremmo dire, e dall'altra parte abbiamo la capacità di volerci bene e di credere in quelle competenze. Anche io ho fatto i conti con una fiducia in me stessa un po' scricchiolante. Quando sono andata a studiare filosofia alla facoltà di Padova, ho iniziato a frequentare i corsi di morale, ho avuto la possibilità, la fortuna di frequentare un corso su Kant per
per capire il contesto, parliamo dell'illuminismo, parliamo di quel momento in cui la ragione si sveglia, in cui l'essere umano capisce che la ragione è importante, che può emanciparsi dalla superstizione, da determinate credenze, dal passato anche un po' nero, per conferire potere alla ragione, alla sua capacità di discernimento, ciò che lo distingue in una certa misura anche dagli animali. Partiamo da Aristotele, adesso tiro fuori delle cose che ormai sanno anche i sassi, però insomma Aristotele, siamo l'animale razionale, poi è arrivato Cartesio con il cogito ergo sum, e io penso dunque sono, anche se non è proprio... Vabbè, e arriva Kant. Kant, mostro sacro dell'illuminismo, mostro sacro della ragione. Avrei tanto voluto conoscerlo. Lui dice: l'essere umano, per essere veramente se stesso, per realizzare veramente la sua natura, deve agire secondo ragione. Quindi per essere una persona veramente morale, veramente libera, deve affidarsi al raziocinio, dimenticandosi del corpo, delle sensazioni. Qua secondo me sbaglia, poi se volete dopo vi dico anche perché, però lui comunque dice è la ragione, il faro, la luce che dobbiamo seguire. E lui dice una cosa meravigliosa. Lui dice, l'imperativo categorico di Kant dice che ogni essere umano deve essere trattato non come mezzo ma come fine in sé. E lui la dice praticamente così, in maniera un po' più arzigogolata, ma la frase è quasi quella. L'essere umano, ogni essere umano, in quanto tale, deve essere approcciato non come mezzo, ma come fine in sé. E nella storia dell'umanità questa è la prima volta che viene detto e messo nero su bianco, perché prima c'era sempre stato bisogno di un Dio, di una società, di un qualcos'altro che esternamente mi legittimava per quello che ero. Invece Kant dice: no, porca paletta, tu per il fatto di esistere, di appartenere all'umanità, già per questo tu hai il diritto e il dovere di essere te stesso. Kant unisce le due parole, diritto e dovere. Se c'è un diritto c'è anche un dovere, quindi non solo ho il diritto di dire io esisto, però poi devo anche diventare ciò che sono nato per essere. E guardate che è una cosa di una portata micidiale, perché nel 1500 questo non lo sapevano. E noi, per esempio, oggi siamo qui con questa consapevolezza ed è una cosa meravigliosa. Abbiamo il diritto di diventare noi stessi e non c'è qualcuno o qualcosa fuori di noi che deve dircelo. Noi abbiamo il dovere e il diritto di essere perché esistiamo, cioè già questo basta. E io, che all'epoca avevo un'autostima, una fiducia in me stessa scricchiolante, di fronte a una cosa del genere ebbi una sorta di epifania. Poi, per l'amor di Dio, Kant me lo disse probabilmente nel modo in cui io potevo recepirlo. Sono una dei pochi, perché per esperienza vi posso dire che Kant non fa questo effetto agli altri, ok? Però, caspita, lui ti dice: sei legittimato a esserci e ad essere te stesso, quindi, porca miseria, datti da fare, perché devi. E questa è la filosofia, e c'è qualcuno che dice che è anche inutile. Prima le ho fatto che ci siamo un po' confrontate su come impostare la serata e io le ho chiesto, mi incuriosiva. Magari abbiamo fatto anche studi simili, quindi ho detto, siamo entrate anche in empatia perché mi è piaciuto il libro, ma le ho chiesto: ma poi quando tu ti confronti nella realtà quotidiana della scuola, del lavoro, quando vai a fare la spesa con gli amici, tutta questa consapevolezza, tutta questa capacità di empatia che voi avete sperimentato stasera ha degli effetti? Quanto riesci a portare questa consapevolezza nella tua vita di tutti i giorni? Quanto riesci a entrare in consapevolezza, in contatto profondo con le altre persone? E poi l'altra domanda che ti pongo è:
voglio sapere, dalle recensioni che ho letto, le persone che hanno letto il libro cosa ti hanno detto? Al di là di ti hanno detto, io voglio che questi personaggi, va bene, questo ci sta. Chiamano il gatto. Sì. Chiamano il gatto. Chiamano il gatto, giusto. No, perché dovete capire che c'è questo gatto che stempera ovviamente l'ambientazione, se no veramente, no, non è vero, non è un gatto. C'è gente che l'ha letto anche al mare sotto l'ombrellone, per capire, quindi il Morgan porta un punto di vista che non è quello umano e che quindi ci consente di guardare le cose in altra misura. Morgan, sto povero Cristo, sto gatto, ma anche un po' maltrattato da Laila, dalla ragione, lui alle volte fa delle domande che sono estremamente disarmanti, perché lui porta la concretezza della realtà naturale. E quindi dice, ma voi esseri umani, quante sovrastrutture vi fate? Ma hai lì quella paura, ma fai quella cosa lì, cos'è che ti blocca? Come mai non fai quel passo in più? Ma noi esseri umani, è qua, è là, è su, è giù. Quindi Morgan, che deve imparare, allo stesso tempo porta anche una grande saggezza, che è quella della natura, quella che in realtà ci parla costantemente, perché noi siamo corpo. Io prima a un certo punto vi ho detto, il corpo ci influenza. E parlando di libertà, parlando di paure, non dobbiamo svincolarci dall'idea che queste sono cose ideali, e il libro cerca di farlo questo, non è che le paure stanno nell'iperuranio platonico, le idee sono lassù, le idee forgiano la realtà. Se io ho una paura, mi tengo alla larga dall'oggetto della paura, come vi stavo dicendo, quindi comincerò ad esprimere una realtà distorta, una realtà diversa da quella vera, dove le cose vanno come voglio io, perché poi abbiamo un ego che non vuole essere attaccato e messo in discussione, quindi mi costruisco una realtà che non mi mette in discussione. Poi siccome quella realtà va sempre in quel modo lì, mi creerò delle credenze limitanti. Per esempio, gli uomini sono tutti così, le donne tutte cosà, e il mondo va così, e non è vero. Però nella nostra esperienza le cose vanno effettivamente in quel modo, perché io le faccio andare in quel modo. È possibile che ci sono delle persone che incontrano sempre la stessa tipologia di persone e non incontrano mai quell'altra, o le accadono sempre le stesse cose. E in realtà se le vanno a cercare per confermare la realtà per come se la sono immaginata. E queste sono le profezie autoavveranti. Quindi io mi creo un copione, lo seguo, anche se da fuori sembra che mi faccia del male, perché in realtà io ne traggo un vantaggio, tutto quello che noi facciamo ci porta a un vantaggio, anche quando sembra che non sia così. E le paure funzionano in questo modo, appunto. Io la evito, diventa in questo modo gigantesca, perché più la lascio lì, più diventa ai miei occhi gigantesca. Io vi dicevo prima, non la guardo più in faccia e la disconosco, non capisco più quali sono le sue fattezze, perché così più me ne tengo alla larga, più mi sembrerà che si stia ingigantendo, finché arriverà il giorno in cui ho talmente paura di affrontarla che proverò ansia e non ci riuscirò. E sarò arrivato lì un passettino alla volta. Io prima vi parlavo di quell'1%. Io a un certo punto arrivo al crepaccio, perché? Perché ci sono arrivata con 200, 300, 400 passi, magari un giorno alla volta. Ed è in questo modo che si decostruisce tutto questo, che si torna indietro perché è possibile. Solo che spesso e volentieri noi non abbiamo voglia di cambiare. Noi ci aspettiamo la medicina, ci aspettiamo che ci venga data la bacchetta magica per non fare veramente un lavoro serio su di noi. E la paura, quando diventa troppo forte, è un'avvisaglia, è un sintomo della nostra psiche. Noi siamo abituati ad andare dal medico se il ginocchio ci fa male, non siamo abituati a pensare di andare da qualcuno che ci aiuti quando siamo tristi per tanto tempo, quando siamo demotivati per tanto tempo, ma queste emozioni sono lì per dirci: Sara, c'è qualcosa che non va, perché tu sei fatta per essere felice, per stare bene, non per stare male. Se stai male e questa cosa diventa la quotidianità, bisogna intervenire, perché oggi è la tristezza,
tra un anno è qualcos'altro, tra 10 anni è un'altra cosa ancora, ma tra 10 anni è difficile porvi rimedio. Ma le avvisaglie ci sono state, solo che io sono stata sorda a quelle avvisaglie. La psiche va curata esattamente come tutte le altre parti di noi. C'è la mente, c'è il cuore, lo spirito, anche se non voglio entrare neanche in quell'argomento, e c'è il corpo. E siamo un sinolo di tutto questo, siamo un organismo dove ogni parte fa la sua, il suo, veramente. Cosa ti hanno detto dei libri? Ah, caspita, è vero, scusa, sono partita in quarta. No, hai dato una spiegazione super. Cosa mi hanno detto? Mi hanno detto che l'hanno trovato semplice ma non banale, cioè appunto vengono trattate delle tematiche anche forti, però in un modo che tutti le possano comprendere al di là del background, ripeto, in modo semplice ma non banale. Poi mi hanno anche detto che è molto visivo, io sono molto descrittiva e ripeto, per me la paura c'ha una fisicità e la descrivo, quindi è riuscita a immaginare perfettamente tutto quanto, tutte le idee. Nel primo, in Nuda Errante, voi trovate le paure, perché Laila deve decostruire la sua realtà. Lei ovviamente si è fatta un sacco di castelli, si è fatta un sacco di sovrastrutture, è la mente tra l'altro, cioè non è che proprio una roba, è la mente, bravissima in questo, no? Quindi si è fatta un sacco di pippe mentali e deve decostruirle. Il percorso l'aiuterà in questo, quindi pars destruens, come direbbero i filosofi. Poi arriverà il secondo romanzo, il sequel, dove lei ricostruirà la sua realtà e infatti avrà la possibilità di conoscere le manifestazioni degli ideali umani, parlerà con libertà, parlerà con l'idea del potere, parlerà... Ma loro se lo dimenticheranno. Tanto uscirà tra 10 anni, se andiamo avanti così, ecco. Insomma, e poi ci sarà la terza parte, il terzo libro, dove lei scoprirà lo spirito. Nel primo lei scopre l'emotività, nel secondo lei scopre il corpo, questo grande dimenticato del nostro presente, bistrattatissimo, e poi nel terzo scoprirà lo spirito e quindi anche lo scopo della sua vita. Ci terrei a dire che Sara è stata recensita anche da un paio di autori, Riccardo Riganti, Consuelina e anche Lara Sforzoni, e anche da una critica letteraria che è insegnante di inglese, Agnese Mandetta, che espressamente consiglia questa lettura ai giovani, quindi detto da un insegnante mi pare che sia proprio un bel traguardo. Se avete domande di qualsiasi tipo, quindi per l'ambito lavorativo, il libro, Sara, siamo qua. Quindi siamo molto a disposizione. Sono molto contenta che Morgan sopravviva perché arriva fino al terzo libro. Poi è in alter ego e quindi immagino che sia l'alter ego della Elma Laila. Sì, esatto. Sì. O addirittura di sopravvivere, cioè è un unico personaggio, da come comprendo. Sì. Posso chiedere Sì? una cosa? Paura dipendono sempre da situazioni che la persona ha vissuto nella sua vita, che interpreta in una certa maniera, o è possibile che qualcuno riesca anche, non so, tramite ragionamento ad arrivare a una certa deduzione, questa gli provoca una paura che però è reale, è possibile? Assolutamente. Sì. Allora, Sono giustificate alcune paure? sì. Okay. Noi nasciamo senza l'oggetto della paura, nel senso che quando il bambino viene al mondo non ha paure, sente l'emozione della paura, però non sa ancora di cosa aver paura. Infatti, se lo lasciate giocare, mette il dito nella presa elettrica perché non ha paura della corrente, no? Non sa neanche cosa sia. Ecco. Quindi lui quando nasce è capace di provare ovviamente l'emozione della paura, ma non conosce ancora l'oggetto della paura. Questo oggetto gli viene dato dai genitori attraverso l'educazione, giusto, legittimo, non dico nulla su questo, perché ovviamente bisogna preservarlo, solo che se io inizio a saltare in piedi ogni volta che passa un ragno di fronte a mio figlio,
Questo inizierà a venire su pensando che il ragno sia il male concretizzato e un giorno, vedendone uno, magari si butta giù dalla finestra. Ha una reazione esagerata, perché per educazione ha assimilato che il ragno è una roba assurda. Ci succede dalla società, ci inculcano una serie infinita di paure, alcune ce le procuriamo evidentemente noi, piano piano le coltiviamo noi nel tempo. Assolutamente, quindi abbiamo delle paure indotte e delle paure che appunto coltiviamo noi, ecco. Che, ripeto, non è un problema, la paura è lì per aiutarci, l'importante è che sia al mio fianco, come tutte le altre emozioni. E che strategie posso adottare? Una volta che ho preso coscienza del fatto che forse, anzi, facciamo un passo indietro, come riconoscere che quella paura è eccessiva o non è giustificata da qualcosa di reale? Per esempio il nostro corpo. Sì. Per esempio il nostro corpo ce lo dice. Che tu non vuoi entrare perché non è neanche il tuo ruolo. Sì. Però che risposta ti sei data? Vabbè, la gestione della paura. Intanto il nostro corpo ce lo dice perfettamente che abbiamo paura, quindi di fronte al pericolo, tachicardia. La salivazione, voi non lo sapete, ma è tutta la sera che non ho neanche un briciolino di saliva. Ecco, e poi potremmo anche parlare veramente nel concreto. E noi non siamo più capaci di percepirlo, ma si cambia addirittura l'odore quando noi abbiamo paura. Le emozioni hanno un odore e gli animali le riconoscono perfettamente. Per questo il gatto non ha bisogno di vedermi per capire di che umore sono, perché sente l'odore. Quindi il mio corpo lo dice immediatamente, perché la paura il compito della paura è innescare in me, anche e soprattutto fisicamente, una reazione di attacco o fuga di fronte al pericolo. Poi se la tachicardia diventa troppa, se poi il mio corpo ha una reazione esagerata fisicamente di fronte al pericolo, allora lì iniziamo a parlare di altro. Ecco, come faccio a migliorare? Noi adesso entro in utilizzo dei termini triti e ritriti, perdonatemi, ultimamente si parla della zona di comfort. Immagino che qualcuno di voi l'avrà sentita. È quella zona nella quale le cose vanno bene per me, dove io mi sento al sicuro. La zona di comfort, potete immaginarla di una certa grandezza. Se io non sono troppo impaurita, se non ho troppe paure o ansie, la zona di comfort è piccolina. Se invece è molto grande, vuol dire che probabilmente voglio tenere alla larga certe cose, certe paure. Se voglio crescere, devo uscire dalla mia zona di comfort, quindi devo uscire dalla trincea, devo misurarmi con l'oggetto della mia paura. Però attenzione, lo devo fare nel modo giusto, perché devo pormi in quella che viene chiamata nella zona di prossimità. Quindi devo uscire dalla zona di comfort, quindi mettermi un livello sfida un po' più alto rispetto al normale, però questa asticella, questa sfida, devo essere in grado di affrontarla e di superarla, altrimenti se non ci riesco diventerà un nuovo trauma che confermerà a me stessa di non riuscire a gestire la paura. Tante persone, soprattutto le controfobiche, cioè le persone che vogliono a tutti i costi andare contro la paura e superarla, cosa fanno? Vanno contro un problema troppo grande per le loro possibilità in quel momento, si oppongono in quella che viene chiamata la panic zone. È come se un bambino che sta gattonando volesse già correre. Invece no, bisogna fare le cose passo dopo passo, passetto dopo passettino. Quindi se io voglio migliorare la mia relazione con la mia paura, devo pormi le sfide giuste. Già questo è interessante perché significa che io devo scegliere di pormi degli obiettivi e devo anche saperli valutare, cosa non banale, perché forse fino a quel momento le ho scelte male, forse è quello il problema che mi ha creato il problema, la capacità di scelta.
di scegliere. Quindi in primo luogo devo pormi degli obiettivi, perché tante persone decidono di non farlo, di trincerarsi nella loro zona di comfort. Devo misurarmi col problema, ma farlo nel modo giusto, con i tempi giusti e con il supporto anche delle persone giuste. Ci sono tante persone che per aiutare gli altri fanno dei castroni terrificanti, risultano essere addirittura demotivanti nei confronti della persona che deve migliorare. E quindi sapersi porre le mete giuste e piano piano, passetto dopo passetto, misurarsi con quei problemi, cercare di arrivare a quelle mete. Sembra banale, però, e nel frattempo lavorare sull'autostima, perché, ripeto, probabilmente c'è un problema di fiducia in se stessi e di autostima in quel caso. Perché, ripeto, tutto è gestibile, o meglio, io devo sempre avere la percezione che tutto sia gestibile, di avere la possibilità di farcela nel modo giusto, utilizzando le strategie giuste, perché se io non ho le competenze per farcela, posso anche chiedere aiuto, ma se io per esempio penso di non poterlo fare, perché sono una persona che si è creata la credenza che non può chiedere aiuto, allora mi sentirò da solo a superare un ostacolo che vedo troppo grande ed è un casino. E se questa condizione rimane nel tempo, la mia fiducia in me stessa andrà sempre più in basso, finché arriverà al punto in cui emergere sarà un casino, cioè sarà veramente difficile. Quindi diciamo, riuscire a gestire le proprie paure, bisogna allenarsi partendo dal livello base, andando sempre... Ecco, hai detto una parola fantastica, è un allenamento. Io non supero la mia paura dall'oggi al domani, a meno che... Poi qua per esempio nella terapia breve strategica ci direbbero che esistono le esperienze emozionali correttive, quindi caspita, la condizione era quella giusta, le persone erano quelle giuste, io ero nel mood giusto, faccio la figata e da lì in avanti mi cambia tutto. Sì, ci sono, però quelle vanno preparate bene, è molto difficile averle. Nel 98% degli altri casi è una sfida quotidiana, deve essere una sfida quotidiana, deve essere un'abitudine. Perché? Perché ancora lì torna fuori la nostra biologia. Il nostro cervello non è programmato per affrontare il cambiamento senza nessun problema. Il nostro cervello è programmato per tenerci lì ancorati a ciò che conosciamo, perché una volta in natura questa era la sopravvivenza. Noi viviamo una cosa che viene chiamata discordanza evolutiva. Noi non abbiamo più un corpo adeguato ai nostri giorni. La natura non se la deve prendere, non l'ho neanche inventato io il concetto, però voglio dire, per esempio la nostra reazione da stress non è più funzionale alla nostra realtà, quella che viviamo. Noi non siamo, biologicamente non siamo capaci di attivarci in maniera diversa tra un ostacolo fisico e uno psicologico. E non è funzionale, perché se io mi trovo di fronte il professore universitario e devo recitare una poesia a memoria, in quel momento la reazione da stress è devastante, perché mi spegne la memoria, la concentrazione, non ho più salivazione, tachicardia, sarei prontissima a sferrargli un pugno, ma non a recitare una poesia. E quindi noi viviamo questa cosa che viene chiamata discordanza evolutiva. Abbiamo i geni di 200.000 anni fa, abbiamo quel patrimonio genetico, quindi siamo perfettamente in grado di gestire un leone, dipende, però seguitemi nel ragionamento, datemi questa concessione poetica, quindi siamo prontissimi a gestire un leone, però dichiararci alla persona che amiamo, cazzo, è un casino. D'altra parte l'uomo di Neanderthal non aveva la necessità di fare grandi cose in amore, ecco. Voglio uscire assolutamente da questo momento. Cambiamo argomento. Ecco, no, quando prevedi di pubblicare il prossimo libro? No, allora, adesso sta uscendo Incubi di un mostro. Facciamo un grosso in bocca al lupo per Evviva il lupo. Per febbraio 2024. Ecco, e poi mi dicevi che
si ringraziano nel libro la tua editor, Sì. giusto? E mi diceva Sara che non sono intervenuti tanto nel modificare il libro, quindi questo è già un complimento di per sé. E non so se... Cosa significa metodo ongaro? E il metodo ongaro è il metodo nel quale io mi sono certificata come lifestyle coach e prendo in considerazione quei 4 pilastri, quindi l'allenamento fisico, la nutrizione, la nutraceutica e il lavoro interiore, perché pensiamo, io l'ho scelto perché pensiamo che per aiutare una persona bisogna approcciare il problema in maniera integrata tra le discipline. Non è soltanto, quando abbiamo di fronte un problema, chiamiamolo così, anche se non mi piace vederlo come un problema, ma quando abbiamo una situazione da migliorare, ecco, è difficile che sia soltanto legata al corpo, soltanto legata alla psiche. Faccio un esempio. Se io ho questa benedetta paura del giudizio degli altri, sarà evidentemente di natura psicologica, però probabilmente potrebbe portarmi ad aprire il frigo troppo spesso per scaricare lo stress e l'ansia, quindi inizierò ad avere magari problemi di peso che vorrò risolvere da una parte con l'allenamento fisico, dall'altra nella gestione di una dieta o di insomma una nutrizione adeguata. Quindi io per aiutare quella persona dovrò intervenire sotto in vari aspetti, in maniera integrata tra i saperi, ecco. Io non è che sono un'esperta di tutto, però ho le competenze per aiutare la persona con questo sguardo d'insieme. Quindi un po' proprio affrontare la paura, un po' metterci quell'atto di coraggio di rompere un po' le abitudini che abbiamo Sì. di pensiero, e che poi mettiamo anche in pratica. No? Sì, non serve farlo con gesti eclatanti, anzi, perché il gesto eclatante ci demotiva, ci scoraggia, ma con qualcosa di veramente piccolino. Voglio perdere peso? Da domani evito di comprare le patatine e di metterle nel carrello. Domani sono le patatine, il giorno dopo sono le patatine più qualcos'altro. Oppure, non lo so, ho paura del giudizio degli altri, inizio a cambiare il mio dialogo interiore, inizio a parlare, a cambiare il mio modo di valutare gli altri. Prima cambio me stessa, miglioro me stessa e poi magari inizierò a vedere che in questo modo cambia anche il rapporto che ho con gli altri e che loro hanno con me, perché poi io ricevo quello che do, ricevo quello che suscito. Quindi se io do giudizio, ricevo giudizio e cose di questo tipo. Ecco. Scusate, apro sempre parentesi, è la filosofia del mentre, apro parentesi, poi non le chiudo o cerco di chiuderle. L'origine e la motivazione per la quale si ha una paura potrebbe non neutralizzarla ma fartela gestire meglio, cioè capire come mai tu hai una determinata paura, tipo quella del giudizio altrui, per esempio, se non lo capisse sarebbe ok? Allora, io penso che sia importante capire l'origine del problema, perché, perché io ho il problema col giudizio degli altri, perfetto, è sicuramente utile capirlo. L'importante è che quella motivazione, che spesso è un trauma, non diventi la scusa per non agire. Perché invece, e questo è il grande portato di Freud, per esempio, tante volte noi ci nascondiamo dietro al trauma e lo facciamo diventare la scusa per non agire. Ma a me è capitato questo, cioè nel senso, sono sfigato, ecco, invece non è condizione necessaria. Io posso, però è utile. Tranquillamente, però sì. No, bisognerebbe arrivare all'equilibrio. Sì? Piano piano. No, io lo dico sempre perché normalmente uno si aspetta, no? Adesso, Madonna, cosa devo fare? Cioè, sono stato in questa situazione per un sacco di tempo, viene questa e mi dice che devo cambiare, no, cioè non è facile,
massimo rispetto, assolutamente, però bisogna muoversi, bisogna farlo. E io non credo che esista una persona che non possa farlo. Anche a 99 anni, dopo una vita passata con una certa convinzione, io posso capire che quella convinzione non dico che necessariamente che sia errata, può essere cambiata, migliorata, e quindi non ho sorriso per una vita intera e da oggi sorrido. Non bisogna fare le figate necessariamente, si parte dalle piccole cose per arrivare alle grandi. Quindi non è un libro solo per ragazzi? No. È un libro per chi vuole, per chi ha piacere di parlare di paura. E la paura è di tutti. Ma ricordo che c'è il gatto, c'è il gatto. Io con le slide sarei partita dal concetto di libertà, perché ovviamente dal modo in cui io gestisco la paura e le emozioni dipende la mia libertà, il mio modo di essere libero. Per me essere una persona libera significa avere consapevolezza dei miei pensieri, avere consapevolezza e una buona gestione sia dei pensieri ma anche delle emozioni, e soprattutto abitare un corpo sano, perché io non posso avere una mente brillante, non posso avere un bel rapporto con le mie emozioni se ho un corpo che non me lo consente. Siamo pieni di esempi, ma voglio dire, uno dei problemi che mi portano spesso le persone è l'intestino irritabile dovuto allo stress. Allora, per esempio, noi sappiamo che il 90% della serotonina nel nostro corpo, che è l'ormone della felicità, viene gestito dall'intestino. Quindi se io ho un intestino irritabile, parto male se voglio essere felice, perché è un problema fisiologico. C'è poco da fare. Poi ragazzi, allora, io non voglio adesso buttarvela solo sul fisico. Vi ho detto che ho fatto apposta a non affrontare la tematica spiritualità, per esempio, e altro, perché lì è una cosa estremamente soggettiva e che non posso aprirvi qua. Nel senso, la serotonina è una cosa scientifica, penso che possiamo tutti concordare su questi concetti se li portiamo. Sullo spirito, il modo che ho di rapportarmi con la religione, la mia anima, eccetera, eccetera, questa è un'altra roba che lascio a voi. Okay? Per essere felice, per essere libera, io devo devo vivere bene tutti questi ambiti. Devo coltivarli tutti. Bene. Grazie. Spero di avervi dato qualcosa. Grazie.